Ricorre il centenario della nascita di Andrea Camilleri, iniziative a Porta Empedocle, il servizio di Gaetano Ravanà. È una frase esemplare. Il prossimo 3 marzo a Roma verranno resi noti le iniziative per il centenario della nascita dello scrittore e regista empedoclino Andrea Camilleri, il papà del commissario di polizia più amato d'Italia Salvo Montalbano. Andrea Camilleri, Nenè per gli amici, è nato il 6 settembre e proprio nel prossimo autunno verrà pubblicato un volume di quasi 400 pagine che raccoglie le lettere, finora inedite, scritte da Camilleri a sua madre e alla sua famiglia tra il 1949 e il 1961. In queste pagine narra dei suoi incontri con Jean Genet, Anna Magnani e Vittorio De Sica e tanti altri. Al di là delle iniziative a carattere nazionale organizzate dal Fondo Camilleri, anche la sua città, Porto Empedocle, è in fermento per organizzare tutta una serie di eventi che avranno inizio in prossimità dell'estate e si protrarranno fino al prossimo mese di settembre. Nei giorni scorsi, organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Martello, alla presenza della vice sindaco Marilu Caci e dell'assessore al turismo Michelangelo Bruno Gallo, si è svolta una riunione alla presenza delle varie associazioni locali e non solo. È stato il primo di una serie di incontri dove l'amministrazione comunale ha fatto presente che chiederà un contributo regionale sostanzioso per ricordare il concittadino più illustre. Entro il 17 febbraio le associazioni devono presentare al comune il proprio progetto per ricordare proprio Camilleri, poi il tutto verrà organizzato in base al contributo regionale. Una parte sostanziosa sarà rappresentata dal teatro, ma non mancherà la cucina di Camilleri, visto che comunque in tutte le sue opere il sommo scrittore raccontava sempre della cucina empedoclina in particolare, ma siciliana in generale.